La comunità di Sant'Eufemiano a Carasco chiamata a raccolta. Il cantiere aperto dalla parrocchia attende nuove risorse economiche per essere portato a compimento. Convocata per il 30 ottobre un'assemblea pubblica. Non si può amare soltanto finché conviene. Il Papa in udienza ha affrontato il sesto comandamento, non commettere adulterio. Francesco ha insistito su un'adeguata preparazione al matrimonio. Calcio, si riaccende la speranza per la Virtus Entella. Oggi il TAR del Lazio ha accolto le istanze di Novara, Pro Vercelli e Ternana. La Serie B può tornare a 22 squadre, FIGC riunita d'urgenza per decidere i ripescaggi. Italia, Europa e immigrazione, il titolo dell'incontro che si è svolto a Chiavari con lo scopo di fare chiarezza e smascherare le bufale sull'immigrazione. A Rapallo la 17ª giornata del dialogo cristiano-islamico, venerdì sera dibattito a due voci, sabato confronto tra giovani e pranzo insieme. Al centro il tema del valore dei luoghi di culto. Chiavari, base del progetto Delfini Metropolitani, il golfo perlustrato da ricercatori dell'Acquario di Genova che hanno monitorato la presenza dei cetacei nel nostro mare. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio. Oggi in apertura una storia che arriva dalla nostra diocesi perché è in corso una vera e propria mobilitazione per sostenere la ripresa dei lavori di consolidamento della chiesa di Sant'Eufemiano di Graveglia a Carasco. L'opera, avviata grazie a 2 contributi dell'8 per 1000, sta vivendo un momento di stallo dovuto al ritrovamento di reperti archeologici sotterranei. Al contempo sono necessari nuovi fondi che la comunità deve reperire. Il prossimo 30 di ottobre è convocata un'assemblea pubblica alle ore 21 per illustrare lo stato dell'opera e sensibilizzare potenziali benefattori. Sentiamo Cristina Oneto. Il cantiere aperto nei pressi della chiesa di Sant'Eufemiano di Graveglia era partito da un'esigenza: consolidare l'edificio fatiscente della vecchia canonica che negli anni aveva recato danno anche alla struttura ecclesiale, provocando una spaccatura all'interno della chiesa. Per quest'opera era stato ottenuto l'aiuto da parte della Conferenza Episcopale Italiana. Una cosa che non avviene molto spesso, di avere 2 contributi contemporanei, uno per consolidare e restaurare la chiesa dentro e fuori e uno per la canonica. Durante la fase di demolizione della canonica, un primo intoppo, il rinvenimento di alcuni reperti archeologici. Che alla profondità di 4 metri sono usciti dei reperti, diciamo un muretto, un arco, che sono databili circa quasi 1000 anni fa, insomma, che erano della vecchia prioria quando c'erano i monaci ancora di San Colombano e così via. E questo ha complicato un po' tutto. La comunità di Graveglia ha dovuto farsi carico quindi anche degli scavi archeologici con un aggravio di spesa. L'ammontare complessivo era stato coperto con i fondi della CEI per un valore di 105.617 euro, 8.431 euro attinti dalla cassa parrocchiale e 100.000 euro elargiti dalla diocesi. Per portare avanti l'opera è stato necessario chiedere un ulteriore aiuto. Adesso, per grazia di Dio, la CEI ha compreso la situazione e ci ha dato l'opportunità di un terzo contributo molto importante, perché ci permetterà di consolidare la chiesa. C'è da risanare dentro una spaccatura che era derivata dal peso un po', almeno dicono gli esperti strutturisti, dalla canonica, e quindi c'è da fare fuori e dentro. Il prossimo 30 ottobre è convocata un'assemblea alle 21 aperta a tutti per trovare ogni soluzione possibile finalizzata al reperimento degli ulteriori 86.000 euro. Ecco, l'importante è che chiunque può dare una mano a questa parrocchia a trovare questa cifra, anche se non nell'immediato, ma nel tempo in cui dureranno i lavori. Però adesso bisogna decidere se abbiamo le forze per rispondere a Roma, dire sì, accettiamo il contributo e la nostra parte c'è. Siamo all'udienza generale del Papa di questa mattina. Non si può amare soltanto finché conviene, lo ha detto Francesco affrontando il sesto comandamento, non commettere adulterio. Francesco ha parlato dell'importanza della fedeltà nelle relazioni umane e riguardo al matrimonio ha insistito sulla necessità di una preparazione adeguata. La sintesi. Nessun rapporto umano è autentico senza fedeltà e lealtà, lo ha affermato Papa Francesco all'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. Proseguendo l'itinerario sui comandamenti, Francesco dedica la catechesi di oggi al sesto, che dice non commettere adulterio, e subito va al cuore delle relazioni d'amore. Non si può amare solo finché conviene. L'amore si manifesta proprio oltre la soglia del proprio tornaconto.
quando si dona tutto senza riserve. La fedeltà, infatti, è la caratteristica della relazione umana libera, matura, responsabile, anche nelle amicizie. Ed è Cristo, afferma il Papa, che ci mostra l'amore autentico. Il rischio è quello di chiamare amore delle relazioni acerbe e immature, con l'illusione di trovare luce di vita in qualcosa che, nel migliore dei casi, ne è solo un riflesso. Francesco sottolinea poi come spesso capiti tra due persone di sopravvalutare l'attrazione fisica, che piuttosto dovrebbe aprire la strada a un rapporto personale autentico e fedele. Per accedere al sacramento del matrimonio, i fidanzati devono maturare la certezza che nel loro legame c'è la mano di Dio. Solo con il suo aiuto e non sulla base della sola buona volontà o speranza è possibile per loro dire, con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre. Non si può dire preparazione al matrimonio a 3 o 4 conferenze date in parrocchia. No, questa non è preparazione. La preparazione deve essere matura e ci vuole tempo. Non è un atto formale, è un sacramento, ma si deve preparare con un vero catecumenato. Questo sesto comandamento, conclude, ci invita a guardare a Cristo, che con la sua fedeltà può togliere da noi un cuore adultero. Dal suo amore incondizionato deriva la costanza nei rapporti. Veniamo sul nostro territorio. Il TAR del Lazio oggi ha accolto la richiesta di sospensione da parte di 3 società, Novara, Provercelli e Ternana, aprendo di fatto alla Serie B a 22 squadre. La decisione di oggi rimette in pista la Virtus Entella, che ora attende un responso da parte della FIGC. La sintesi nel servizio. La Virtus Entella attende una chiamata dalla FIGC. Dopo la sentenza di oggi del Tribunale amministrativo del Lazio, che ha accolto le domande di sospensione presentate da Novara, Provercelli e Ternana, si apre uno spiraglio per i biancocelesti. La situazione della serie di B e C deve essere infatti riesaminata, con la possibilità che il campionato di B torni al format a 22 squadre. Dal pomeriggio di oggi è in corso a Roma una riunione della FIGC, convocata dal neopresidente Gabriele Gravina. Occorre muoversi in fretta ora per decidere i ripescaggi. La B, voluta a 19 squadre dalla Lega e dal commissario Fabricini, torna a 22 in piena stagione, con molte gare già disputate. Quel che è certo è che Gravina non impugnerà la decisione del TAR del Lazio di oggi. 5 società dunque hanno fatto ricorso, ma ci sono soltanto 3 posti. Qui entra in gioco la Virtus Entella. La squadra di Antonio Gozzi è l'unica in realtà a poter vantare una sentenza del Consiglio di garanzia del CONI che alcune settimane fa l'aveva riammessa in Serie B. Si potrebbe così ribaltare una situazione che fino a ieri vedeva la società chiavarese in stallo, con 80 tra dipendenti e collaboratori costretti a non lavorare per una situazione definita assurda dagli stessi esperti del settore e con una sola partita giocata in C, quella con il Gozzano vinta 3-1, ma ormai un mese fa. Intanto oggi la squadra è scesa in campo in amichevole contro il Genoa di Juric. La gara si è svolta al campo di Pegli a porte chiuse. A vincere sono stati proprio i biancocelesti di Roberto Boscaglia. 2-1 è il risultato finale, con le reti di Mazzitelli a portare avanti il Grifone, poi autogol di Zukanovic e gran rete di Caturano. Una piccola soddisfazione per la Virtus Entella, ancora sospesa tra B e C e in attesa di novità, che almeno per oggi ha rimesso piede in campo per un gioco ben diverso da quello dei soliti allenamenti al comunale, ai quali i procedimenti della giustizia sportiva l'avevano costretta ormai da tempo. Interrogazione dei consiglieri regionali Franco Senariga e Vittorio Mazza sull'accessibilità delle stazioni ferroviarie liguri. I 2 rappresentanti della Lega chiedono se sono stati presentati progetti finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche. Senariga e Mazza hanno evidenziato in particolare i problemi emersi a Chiavari e Recco, dove esiste un solo percorso senza barriere e soltanto fino al primo binario. I consiglieri chiedono alla Giunta regionale di attivarsi presso le ferrovie dello Stato per far sì che sia garantito l'accesso a tutti e da ogni binario. A Sestri Levante i consiglieri Paolo Smeraldi e Albino Armanino hanno presentato una mozione per chiedere alla Giunta di attuare iniziative per la prevenzione dell'aborto e il sostegno alla maternità. I 2 consiglieri riportano dati del Ministero della Salute, secondo i quali nel 2016 la Liguria ha avuto il più alto tasso di aborti in Italia. A Sestri Levante, spiegano ancora, il saldo demografico è negativo dal 2002. Così, prendendo spunto da altri comuni del territorio, Smeraldi e Armanino invitano il sindaco ad impegnarsi su 3
3 punti: proclamare Sesti Levante città a favore della vita, sottoscrivere ogni anno un progetto Gemma o un progetto simile per sostenere madri e bambini residenti e infine divulgare tramite i pannelli luminosi del Comune il messaggio di SOS Vita. Le tariffe dell'autosilo di Portofino saranno dimezzate. Da giovedì 1 novembre a venerdì 15 marzo lasciare l'auto nel parcheggio coperto di Piazza della Libertà costerà 2,5 euro. Allora, l'obiettivo dell'amministrazione è favorire l'affluenza turistica allungando la stagione invernale e permettendo di accedere al borgo con facilità per assistere ai vari eventi in programma. E ora parliamo dell'immigrazione, tema fortemente attuale di cui si è a lungo discusso durante un incontro che si è svolto a Chiavari con chi professionalmente si occupa di accoglienza e integrazione. Lo scopo era quello di abbattere i luoghi comuni, falsi miti, stereotipi su un fenomeno appunto ampiamente dibattuto. Sentiamo le interviste. Dialogo, collaborazione e accoglienza sono le parole chiave del dibattito sul tema dell'immigrazione che si è tenuto nei locali della Croce Verde chiavarese con lo scopo di abbattere il muro di inesattezze e incomprensioni che si è creato negli ultimi anni. In che modo l'associazione dà accoglienza ai migranti e si potrebbe fare qualcosa di più? Sicuramente si potrebbe fare qualcosa di più, sia in Liguria che nel nostro paese. Oggi perché le persone hanno paura? Perché si ha paura del diverso e oggi i migranti sono trattati come persone diverse, non sono conosciute dai nostri concittadini. I migranti di solito sono in grandi centri d'accoglienza separati dal resto della popolazione o gestiti dai privati per conto dello Stato o in centri gestiti direttamente dallo Stato, però non c'è il contatto con la popolazione, non c'è la conoscenza. Ecco, il nostro entroterra è abbandonato. Quali potenzialità ci sono nell'utilizzo dei migranti? Potenzialità enormi. Si può fare qualcosa di più o qualcosa di nuovo per accogliere i migranti a Genova? Allora, per quanto riguarda appunto sempre per migranti, consideriamo le persone che arrivano attraverso il Mediterraneo, ci sono i programmi di accoglienza che sicuramente hanno avuto all'inizio delle difficoltà dal punto di vista della gestione, poi si sono abbastanza stabilizzate, adesso è previsto un ridimensionamento anche degli standard di accoglienza e questo potrebbe, se confermato, portare a delle difficoltà rispetto alle persone in accoglienza perché sono previste diminuzioni di risorse. Una serata di dibattito pubblico e una mattinata di condivisione con il pranzo insieme. Anche quest'anno saranno i 2 momenti che la diocesi vivrà in occasione della 17ª giornata del dialogo cristiano-islamico. L'appuntamento è per venerdì e sabato prossimi a Rapallo nella Casa della Gioventù. Le interviste. Il diritto delle minoranze religiose ad avere un luogo di culto dove pregare è il tema della 17ª giornata del dialogo cristiano-islamico. In diocesi sono previste 2 giornate di incontro organizzate dalle chiese cristiane e dalle comunità musulmane del Tigullio. Al centro il valore del dialogo, oggi fondamentale per vincere quel clima di paura, soprattutto verso l'Islam. Non confondere l'Islam vero, l'Islam che vuole la pace, il dialogo, l'incontro, con le sue manifestazioni violente che non appartengono di diritto a quello che è l'Islam storicamente. La giornata del dialogo venne avviata nel 2001 all'indomani dell'attentato alle Torri Gemelle per sottolineare che all'origine l'Islam è una religione di pace. Questo tema di paura incide alla guerra, vediamo anche le reazioni delle persone, quando ti guardano comunque hanno paura. Quando il tema della guerra, il tema di odio verso l'altro è così diffuso e allora è questo il mondo purtroppo dove viviamo adesso. Noi, il nostro dovere è far capire alle persone che siamo esseri umani prima di tutto e poi persone di fede. Venerdì sera alle 21 nella Casa della Gioventù di Rapallo si terrà dunque un incontro pubblico a 2 voci. Per parte cristiana Paolo Naso, che è docente di scienza politica, coordinatore del Master in Religioni e mediatore culturale presso la Sapienza a Roma. Per parte musulmana Alfredo Maiolese Faisal, presidente della Lega dei Musulmani d'Europa, quindi è l'occasione di avere entrambe 2 figure davvero di alto livello e anche di mentalità aperta che ci aiuteranno, io credo, in un clima assolutamente di dialogo, di rispetto reciproco nell'approfondire questo tema. Sabato 27 ottobre, infine, alle 10 ci sarà un momento di conoscenza e scambio dedicato ai giovani che terminerà con il pranzo insieme.
è anche un po' preparato sia da alcuni giovani musulmani che verranno da Milano, sia da alcuni giovani cristiani delle nostre comunità e chiese. Sarà un vero e proprio dialogo su questo tema. Per aderire potete contattare Don Gianni Emanuele Muratore al numero 338 177 8471. Le comunità di San Bartolomeo di Borzonasca e San Lorenzo di Levaggi si preparano ad accogliere il nuovo parroco Don Daniele Beronio. L'ingresso si terrà sabato 3 novembre alle ore 15. Il sacerdote, accompagnato dal vescovo, giungerà in piazza Severino, dove si svolgerà la cerimonia di accoglienza col saluto del sindaco della popolazione dei ragazzi. Seguirà la messa, presieduta da Monsignor Tanasini e animata dal coro Ramazzotto. Al termine della funzione è un momento di condivisione e di fraternità in piazza offerto dai fedeli della parrocchia. Da quest'anno il Labter Parco di Portofino avvia con la scuola di San Lorenzo della Costa un progetto sperimentale di educazione ambientale continuativa esperienziale, questo è il lungo titolo. La scuola di San Lorenzo diventerà nei fatti la scuola nel parco. I bambini iscritti parteciperanno a incontri bisettimanali con gli operatori di educazione ambientale per affrontare temi di ampio respiro e uscite mensili lungo i sentieri del parco e nell'area marina protetta di Portofino per sviluppare una conoscenza esperienziale dell'ambiente. All'interno dell'istituto troverà sede un piccolo laboratorio permanente del Labter, dotato di appositi strumenti didattici di cui anche altre classi potranno usufruire nell'ambito di queste attività del parco. Alcuni momenti formativi coinvolgeranno anche la scuola materna. A proposito di ambiente, il porto di Chiavari è stato per la prima volta uno delle basi del progetto Delfini Metropolitani, uno studio dedicato alla ricerca dei cetacei lungo il litorale ligure. Sentiamo. Delfini Metropolitani è un progetto di ricerca a lungo termine gestito dalla Fondazione Acquario di Genova. Il suo scopo è studiare i delfini che popolano le coste liguri all'interno del santuario Pelagos, l'area marina protetta di circa 87.500 km². La ricerca si concentra soprattutto sul tursiope, una specie di delfino che vive principalmente nell'area costiera, maggiormente antropizzata, da qui il nome del progetto Delfini Metropolitani, ed ha imparato a relazionarsi con le attività umane traendone vantaggio. Il tursiope non è un animale che rischia, diciamo, la collisione il più delle volte, cioè di essere investito, però quando l'ambiente è troppo pieno, diciamo, della nostra presenza, allora quel territorio diventa più difficile da sfruttare per lui e quindi il rischio è che ci sia quella che si chiama una frammentazione dell'habitat, e quindi è importante imparare ad andare per mare essendo consapevoli che quel mare è la casa di alcuni animali. Un progetto che unisce la ricerca scientifica alla tutela dell'ambiente marino ed è stato possibile grazie alla collaborazione tra Fondazione Acquario di Genova, la Lega Navale di Chiavari e Lavagna e Marina Chiavari. Sono stato contattato all'Acquario, questo fa piacere perché vuol dire che la nostra attività, sia come Lega Navale in generale, nazionale, siamo su tutto il territorio nazionale, quindi siamo conosciuti, ma anche proprio localmente sta dando dei frutti anche di sinergie, che è un po' la filosofia che io ho sempre nelle mie iniziative, cioè mettersi insieme per ottenere dei risultati. Marina Chiavari tramite il Comune ha messo a disposizione le sue strutture, cosa che rientra anche tra le attività previste da Marina Chiavari, che sono proprio quelle di cercare di avvicinare la popolazione a tutto quello che è l'ambiente marino. Le parti sperano di collaborare in futuro ad altri progetti di tutela e valorizzazione ambientale. Tra le iniziative già in programma, una serata della rassegna Uomini e Navi sarà dedicata ai risultati della ricerca. Pellicano Verde e Promotour hanno siglato un accordo per la pulizia straordinaria del centro storico di Chiavari in occasione del mercatino dell'antiquariato, in programma ogni secondo fine settimana del mese. Il Comune, ascoltando le richieste di residenti e commercianti, ha chiesto all'associazione che organizza l'evento una maggiore attenzione nel conferimento dei rifiuti da parte degli espositori. Promotour ha accolto l'istanza e predisposto l'impiego di 2 netturbini che, muniti di un mezzo idoneo, raccoglieranno il materiale abbandonato lungo le vie. Il servizio sarà svolto tra le 20:30 e le 23:20. Nonostante lo sciopero generale di venerdì 26 ottobre, il sindacato CUB Trasporti Liguria ha deciso di non aderire per il settore autoferro per non pesare sulla precaria situazione della viabilità dovuta al crollo del Ponte Morandi di Genova, ma anche tenuto conto che l'agitazione riguarderà anche i treni. Le corriere, fa sapere ATP Esercizio, circoleranno regolarmente. Siamo così alla cultura. Sino al 26 di gennaio sarà visitabile a Villa Tigullio di Rapallo la mostra I segni della guerra, dedicata alla storia della città di Rapallo negli anni del primo conflitto mondiale. Siamo andati a vedere.
Ricorre quest'anno il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale e la città di Rapallo ha deciso di dedicare una mostra al primo conflitto globale, combattuto non solo nelle trincee ma anche nelle città. Il progetto è frutto di un percorso di valorizzazione del patrimonio documentario conservato nell'archivio storico comunale e in alcuni archivi privati cittadini. Il titolo I segni della guerra nasce dalla volontà di raccontare il conflitto attraverso i segni che ha lasciato impressi sul territorio e sulla popolazione. Il materiale esposto è stato raccolto coinvolgendo le scuole del territorio e le associazioni cittadine. Il curatore della mostra, Carlo Stiaccini, ha detto di essere molto soddisfatto del risultato finale, sottolineando l'importanza del coinvolgimento delle scuole, sia in fase di realizzazione che dopo come visitatori della mostra, e della valorizzazione dell'archivio storico di Rapallo. Un lavoro che ha permesso il riordino e la digitalizzazione di giacimenti documentari, archivistici, collezionistici e bibliotecari. Una selezione di quello che c'è in mostra è stato informatizzato ed è confluito all'interno di Archimera, l'archivio della memoria di Rapallo, una piattaforma web consultabile da tutti. Sono stati molti i visitatori presenti già durante la prima settimana di esposizione. La storia vera questa, proprio viva, la documentazione poi impressionante leggere queste cose qua. Bene, molti complimenti a chi ha fatto questa mostra. Si è svolta oggi la giornata nazionale del volontario AVO. I volontari hanno organizzato degli stand informativi sull'attività dell'associazione negli ospedali di Chiavari, Lavagna e Sesti Levante. Intanto vedete un'immagine. A gennaio inizierà il corso per i nuovi volontari in programma nella sala Livellara di Via del Pino, quindi chi lo volesse può già iscriversi o dare la propria adesione. E se ognuno fa qualcosa è lo slogan dell'incontro che ha coinvolto questa mattina a Chiavari i ragazzi di tutte le classi terze medie della città. All'Auditorium San Francesco gli studenti hanno potuto approfondire la storia e la figura di Don Pino Puglisi, sacerdote ucciso dalla mafia il 25 settembre del 1993. Presente all'incontro Pino Martinez, amico e collaboratore del sacerdote palermitano. Martinez ha raccontato le iniziative in atto nel quartiere del Brancaccio, controllato dalla mafia, per tentare di migliorare i servizi. Un'opera avviata da Don Puglisi coinvolgendo proprio giovani e ragazzi. L'impegno di Puglisi ha permesso a tanti cittadini di prendere coraggio guardando a una nuova stagione di legalità. Siamo alla pagina dello sport, parliamo di bocce perché nei giorni scorsi si sono disputate a Chiavari le gare del 57° campionato nazionale di bocce volo promosso dall'Unione Sportiva Acli. 5 le finaliste, il primo posto nella classifica dei comitati provinciali è andato al Trento con il punteggio di 87, seguito nell'ordine da Novara, Aosta, Cuneo e Trieste. Il servizio. 78 giocatori in rappresentanza di 5 province italiane, Aosta, Cuneo, Novara, Trento e Trieste. Sono i numeri della 57esima edizione dei campionati nazionali bocce volo dell'Unione Sportiva Acli, ospitati nei giorni scorsi a Chiavari. Gli atleti si sono sfidati in questa specialità che è annoverata tra le 3 proposte dalla Confederazione Mondiale come possibile nuova disciplina per le Olimpiadi 2024. La Federazione Bocce ha 3 specialità, sono volo, raffa e petanque. Questa è la specialità del volo ed è un campionato storico perché la prima edizione in assoluto si è svolta nel 1960 a Roma, poi a parte qualche edizione che è saltata per motivi diversi, qualche volta anche legata alle condizioni atmosferiche avverse perché non sempre c'era la possibilità di avere i campi coperti, è arrivata la 57esima edizione. Alla manifestazione sportiva hanno portato il loro saluto il presidente nazionale dell'Unione Sportiva Acli, Damiano Lembo, e il vicepresidente nazionale Tonino Meola. L'evento è stato di richiamo sia per la specialità sia per Chiavari e le cittadine limitrofe che hanno potuto ospitare oltre 200 presenze tra accompagnatori, familiari e sportivi. Le Acli come ente di promozione sportiva fa parte appunto del CONI e devo dire che in questo momento l'Unione Sportiva Acli ha il coordinamento degli enti di promozione sportiva, quindi noi diciamo che all'interno del CONI rappresentiamo un po' la sintesi e le istanze di tutti gli enti di promozione, i quali come sappiamo hanno lo scopo, la mission di portare, ripeto, lo sport come missione, come valore sociale, come strumento di inclusione, a differenza del compito altrettanto utile e importante delle federazioni che è quello di formare l'agonista, di portare, di preparare le Olimpiadi. Per dire che c'è spazio per tutti per fare sport. Assolutamente sì, il nostro motto è sport per tutti, 1 su 1000 ce la fa, gli altri 999 li portiamo noi.
A Sestri Levante si è svolta la cerimonia di premiazione del 28° concorso nazionale di poesia e prosa organizzato dall'Associazione Oleudo. Nella sezione prosa in dialetto ligure, primo posto per Pietro Baccino di Savona, che si è aggiudicato anche il premio speciale in ricordo di Bruno Minardi. Per la categoria poesia giovani, primo posto per Sebastiano Stagnaro, della prima media della scuola Descalzo di Sestri Levante. Per gli adulti, primo piazzamento per il genovese Pietro Costantini. Sempre un genovese ha vinto la sezione poesia in dialetto. Si tratta di Danilo Vialardi. Infine, per il concorso fotografico è arrivato davanti a tutti Pietro Papa. Codice del terzo settore, orientarsi nel cambiamento è il tema del convegno promosso dal Celivo per domani 25 ottobre. La conferenza si terrà all'Auditorium dell'Acquario di Genova con la partecipazione di esperti del settore chiamati a fare il punto sulla riforma del terzo settore. Un incontro utile per aiutare i volontari delle associazioni ad orientarsi nei processi di attuazione e di adeguamento. Per permettere a tutti di partecipare sarà attivata la diretta streaming sul canale YouTube del Celivo CSV Genova. Per chi volesse si può seguire l'incontro anche nei locali del Centro Benedetto Acquarone di Chiavari. Ora sfogliamo l'agenda degli appuntamenti per vedere tutti gli altri eventi in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per giovedì 25 ottobre. Nel centro storico di Genova, dalle 8:30, apre al pubblico fino al 4 novembre il Festival della Scienza, un'occasione per far ripartire la città dalla cultura. Dalle 14:30 gli alunni della scuola primaria Scarsella e dell'Istituto Comprensivo di Santa Margherita Ligure si recheranno nelle piazze della città per leggere in pubblico in compagnia degli insegnanti. Al Centro Benedetto Acquarone a Chiavari dalle 20 alle 21:30 l'Associazione Regionale Club degli Alcolisti in Trattamento offre aiuto alle famiglie con problemi legati all'alcolismo. Prosegue la stagione di Stori Teatro al Teatro di Sori dalle 21 con lo scrittore Francesco Cataluccio e l'attore Dario Vergassola, protagonisti dell'opera Vado a vedere se di là è meglio, in occasione dei 30 anni della caduta del muro di Berlino. Oggi inizia la novena di preparazione alla commemorazione dei fedeli defunti e Telepace propone un tempo di riflessione in vista di questa memoria importante del calendario liturgico e di questa ricorrenza tanto cara a tutti. Don Andrea Buffoli, direttore dell'ufficio liturgico della nostra diocesi, ha preparato una serie di brevi riflessioni che abbiamo iniziato a proporre proprio da oggi. Lo spazio, dal titolo Chiamati a sperare, andrà in onda ogni giorno prima di ogni edizione del telegiornale, ogni mattina prima della messa delle 9:30 e al termine della preghiera del Rosario attorno alle 17. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi lascio ad una nuova puntata di Missione Mondo. Questa sera ci sarà la testimonianza portata da Don Paolo Bacigalupo in occasione della veglia missionaria diocesano nella chiesa di San Marziano di Carasco. Per tutte le altre informazioni visitate il nostro sito www.teleradiopace.com. Ci ritroviamo domani mattina alle 7:30 col Buongiorno di Telepace condotto da Marco Revello. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata, arrivederci.